Grazie all'assessore Donato. Io credo che a questo punto possiamo concludere i lavori. Chiaramente il convegno non si poneva, si poneva l'obiettivo di risolvere nessun problema, però certamente credo che abbia centrato perfettamente invece il tema e l'obiettivo, che è quello di rilanciare attraverso anche un convegno come questo una tematica come quella della conoscenza, dell'istruzione e del rafforzamento del sistema scolastico nel nostro territorio, a partire appunto dal creare condizioni nelle scuole tecniche e professionali di maggior capacità di interpretare quel processo di innovazione, di competenze che le scuole sono in grado di dare, e forse la provincia sostiene, la regione dovrà certamente, io credo, essere sensibile a questo, e attraverso casomai un progetto di sperimentazione didattica che punta alla valorizzazione di queste istituzioni scolastiche, iniziare un percorso e farci davvero giocare questa importante scommessa, che è una di quelle se vinta, una di quelle scommesse che possono creare condizioni diverse, nuove per lo sviluppo di questo territorio. Io ringrazio ancora il professor Tagliagambe e la senatrice Bastico, perché la loro presenza qui, oltre che a dare lustro a questo convegno, è stata graditissima, e soprattutto i temi che hanno svolto hanno la profondità della conoscenza, dello studio di persone che hanno lavorato sul campo. La senatrice Bastico ci ha raccontato anche un po' la sua esperienza personale, che è invidiabile anche dal punto di vista delle competenze che ha acquisito nel suo lavoro. Il professor Tagliagambe lo conosciamo per tutta una serie di altre esperienze anche qui in Sardegna, anche negli enti di ricerca, avremo casomai modo di risentirlo. Ringraziamo il professor Pizzalis, che ha lavorato qui a Macomer l'anno scorso, e che col suo intervento, anche con una punta polemica che è giusto che ci sia quando si tratta di cose così importanti, hanno dato davvero un contributo significativo. I due dirigenti scolastici, chiaramente con la loro competenza e anche la loro concretezza nell'affrontare i temi, hanno ulteriormente puntualizzato luce e ombre, il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, che è sempre presente quando si vogliono affrontare temi di questo livello. E quindi io credo che tutti insieme, a partire da chi è stato qui stasera, dagli amministratori locali presenti, ringrazio ancora i sindaci, gli assessori provinciali, l'onorevole Pilisi, e tutti comunque voi che siete qui venuti, perché credo che appunto iniziative come queste servano davvero tanto a ricreare condizioni diverse per il Marche, per Macomer e per quello che è il sistema della provincia di Nuoro più in generale. Grazie a tutti quanti.